amanti, non mi stancherò mai. Alla Catalla. L'odio. Ragazzi, un rutto in diretta Non di è Fabio vero. Formosa è impagabile. Ma Manco sei- che la Mastercard lo può cattare, giuro. Ma sei Neanche con la impazz- Mastercard. Non è vero, non lo farei mai. Ringraziamo Marco di figurati. Dani Aggiuto che ci ha portato pure gli arancini e il salto in bocca. E che noto che non manca mai. Ma soprattutto grazie al Bianco Sarti del nostro amico Tony T. Mi Esatto. aveva lendo lo saldatore, non so se hai notato. È ancora peggio della mia, guarda. Sai perché è insopportabile? Perché ogni volta che mi viene a sorseggiare, annuisce e fa così. Si comporta come quegli spacciatori che vogliono farti prendere il vizio e poi diventare Gliel'ho detto poco i tuoi fa. fornitori Gliel'ho migliori, detto poco capito? fa. Hai la faccia Che noi arriveremo al punto che avremo precisa. crisi di astinenza da Bianco Sarti e di notte alle 4 del mattino lo chiameremo Tony e lui T. ci farà pagare 400 euro una bottiglia di Bianco Sarti. È vero. Hai capito? È vero. Questo è il suo scopo. Ma infatti già ha cominciato a mettere le mani avanti, perché poco fa, non so se hai sentito il tono con il quale ha detto però sì, mi stendo. Hai capito? Come dire, avete bisogno Sì, cosa? bisogno di Che cosa? andava mai, un Mi gattone sta- di Bianco Sarti, 400 euro a bottiglia, su giù, Ah, poi bello. fine settimana non si sanno mai cosa, non ne vedremo. Esatto. Vabbè, va, pazienza. Questi sono i nostri ascoltatori, ce ne meritiamo. Oggi ho visto anche molte persone andare in chiesa. Sì. Mentre uscivo da Capomolini c'è una chiesetta Mhm. e ho visto molte famiglie andare in chiesa per il giorno dell'Immacolata Concezione, anche perché Che al di là del giusto, fatto tra che l'altro. compiono, che fanno l'onomastico, quelli che si chiamano Concetto, Cettina, Chetti, Katia e quant'altro, o Immacolata stessa per esempio, c'è anche da dire che è il giorno appunto in cui la Madonna concepisce, insomma, vi viene, vabbè, chi lo che è, sì, è la festa in cui si ricorda la Madonna Ecco. che immacolata concepisce il bambinello. Il bambino. Vabbè, Senti, ne questo volevo approfitto dire. comunque. Io mi per- immagino a predica da parte di stai in questo momento. Davvero? Tu immagini come sarà? Non lo Quale so. parabola racconterà padre te stai? Non lo so, trattandosi insomma di Immacolata Concezione, in qualche modo. A quel tempo Sì. un ricco signore Sì. aveva due figli. Ah, Ah. uno era tifoso del Betlemme, l'altro tifoso del Gerusalemme. E beh, certo, ancora Sacra Famiglia non esisteva, quindi. Il tifoso del Gerusalemme che avevano la maglia nera e azzurra, Sì. mentre il Betlemme ce l'aveva rosso-azzurra, Certo. era in netto contrasto con le abitudini della famiglia. Certo. E quindi quel figlio veniva considerato Ah. dal paese e dai genitori, no? No. Uno scellerato, Ah. una specie di delinquente. Esatto, la pecora Ma nera. sempre figlio era, beh, certo. anche se pecora nera di quel gregge familiare. Eh. Un giorno il figlio tifoso del Gerusalemme Calcio disse al padre: Padre, io non me lo ne chiedo che mi tocca, capirà una bella pizzeria di sport a Gerusalemme? E allora il padre non si fece pregare due volte. No, Divise sempre- in due il certo. patrimonio Certo. e lasciando intatto quello del figliuolo che restava con lui a casa, Esatto. diede la parte al figliuolo che volle partire. Per Gerusalemme, no? Boh, sì, certo, per carità. Passarono i mesi, forse anche gli anni, E e forse- il figliuolo, Sì. vuol dire niente di meno, s'arravogliò all'ovile, come ogni pecorella smarrita. Il buon pastore, in questo caso il padre, lo accolse nella sua casa e disse all'altro figlio, il quale era un po' così dietendo, beh. che o frate stava ammoccato il patrimonio, gli aveva buscato manco una cozzata. Ci disse, padre, ma è giusto che tu lo accogli così? no è di E il giusto. padre disse, è sempre mio figlio, no? Solo te capitava a te, che fa, non l'avevo fatto lo stesso? Ah, e allora sai che ti dico? Ammazzo poco. E il figliolo disse, padre, ma non era il vitello? No. E vabbè, ammazza magari il vitello, ormai che ci siamo. In quella scena era presente anche un certo Angelo. Sì. Angelo di origine siciliana della Sì. provincia di Messina, Cioè? esattamente di Brolo, Angelo di Brolo. il quale inventò il salame. Esatto. Da lì venne illuminato, Sì. venne fatto santo e oggi abbiamo il famoso salame di Sant'Angelo di Brolo. Bene, Questo è il Bianco Sarti, eh? ringraziamo Tony T.
Questo è Bianco Sarti. Ciao Tony. Vabbè, sono cose che capitano. Sta andando via davvero, lo salutiamo. Veramente sta andando via? Sì, sì, ciao a premura. Tony, ciao Rossella, grazie. Andate a mangiare, con quale coraggio? C'è un fenno che... Scusa, non potevamo apparecchiare qua. C'ha le lasagne, beh, c'ha le certo, lasagne, è certo, giustificata. certo.